Tutti i segreti del sistema di sicurezza messo in piedi dalla Questura per vigilare sul Carnevale. Ci sarà una vera e propria cabina di regia e controlli in ogni punto della città. Intanto al via da oggi gli eventi clou del Carnevale con la sfilata delle 12 Marie e domani il volo dell'Angelo dal campanile di San Marco. Chioggia per un pomeriggio capitale dell'accoglienza, immigrati ed associazioni in marcia anche per ricordare i disagi e la mala gestione di Cona. All'indomani del tragico incidente è incredulo chi conosceva Anna Michelin, l'insegnante 62enne travolta e uccisa sul terraglio. Degrado a Mestre, l'associazione di commercianti stranieri organizza una manifestazione di protesta, ma nessuno degli altri residenti si è unito a loro, nonostante l'obiettivo comune. Ha riaperto i battenti in mattinata il discusso Cannabis Store a Venezia, che era stato chiuso dopo un'ispezione di vigili e ULS, rimossi dagli scaffali i cibi e le bevande. Sport, basket, domenica contro Brindisi, l'Umana Reyer farà giocare anche il nuovo acquisto, l'americano Austin Daly. Buonasera e ben ritrovati anche con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Il Carnevale e la sicurezza in primo piano. A meno di 24 ore dal volo dell'Angelo in piazza San Marco, ecco nel primo servizio di oggi tutti i segreti del sistema di sicurezza messo in piedi dalla Questura per vigilare sul Carnevale. Bene, confermato da Nisin e Rosetti vi state dirigendo ai varchi. Gli agenti in borghese pattugliano la piazza, inviando il segnale video dai loro telefoni direttamente alla centrale di controllo allestita all'interno delle procuratie. Personale specializzato della polizia scientifica che si muoverà lungo le calli e lungo le vie, nei luoghi strategici, nei punti strategici, per dare in diretta non solo la descrizione vocale, ma visiva di quello che sta succedendo su quella calle. Da questa sala operativa, il cervello dell'imponente sistema di sicurezza predisposto per il Carnevale, si può così osservare nel dettaglio, in tempo reale, qualunque cosa avvenga nella zona intorno a San Marco. Bella, fermati lì sopra, in modo da poter vedere sia il punto di arrivo che il punto di approdo. Ma i controlli mobili sono solo un ingranaggio della complessa macchina messa in piedi dalla Questura veneziana. In tutta la città sono state posizionate telecamere fisse che consentono al personale nella sala operativa di controllare i movimenti della folla. Abbiamo la possibilità di seguire i flussi di persone dal Ponte della Libertà sino a Piazza San Marco per comprenderne i flussi e poter dare indicazioni direttive di chiusura non sotto Piazza San Marco ma a centinaia di metri prima. Questo dovrebbe impedire il ripetersi di situazioni spiacevoli come quelle avvenute lo scorso weekend alla festa veneziana sull'acqua, quando immediatamente fuori dalle transenne si era ammassata la folla di persone rimasta esclusa dall'evento. Arricchendoci di alcune piccole valutazioni difformi dell'ultima esperienza, si possa così affrontare meglio la giornata di domani. Il consiglio per chi volesse assistere al volo dell'Angelo domattina alle 11 resta lo stesso, arrivare in piazza alcune ore prima dell'inizio dell'evento. I varchi saranno attivi dalle 7 e verranno chiusi non appena raggiunto il tetto di 20.000 persone. Chioggia, capitale dell'accoglienza, nel pomeriggio di oggi con la manifestazione Side by Side, marcia per l'umanità del Veneto che accoglie in corteo immigrati, migranti ed associazioni a pochi chilometri di distanza dall'ex base di Conetta, diventata simbolo di un certo modo di gestire l'emergenza immigrazione. Verso le 16 si sono messi in marcia da Piazzale Europa alla volta del centrale Corso del Popolo in pieno centro storico. A Chioggia è stata anche deposta una corona di fiori in laguna in corrispondenza dell'isola dell'Unione, in ricordo di quanti tra i migranti hanno perso la vita durante i loro viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo, senza dimenticare Patè, il gambiano spirato in Canal Grande 2 anni fa, e Sandrine, la giovane ivoriana deceduta dopo un malore accusato nell'ex base di Conetta. E parlando di immigrazione, da registrare la posizione di Casa Pound. Continuiamo quindi con la nostra carrellata di partiti e candidati in corsa per le elezioni del 4 marzo. Non abbiamo nessun timore a dichiararci di
persone libere, spiriti liberi, ma essendo liberi siamo liberi di essere e di appartenere a quella fede nata nel 1919 che è il fascismo. È presente sulla scheda elettorale in tutti i collegi della città metropolitana il simbolo di Casa Pound, movimento recentemente comparso anche a Venezia. A Venezia abbiamo appena fondato un nucleo, c'è la pagina Facebook Casa Pound Venezia appunto, perché si è costituito un nucleo di persone che si sono avvicinate a Casa Pound, che sono veneziani e mestrini. Il nostro non è un partito di nostalgici, sostengono i militanti di estrema destra, non proponiamo una fede ma una serie di iniziative. Uscire dall'euro, rimettere la banca centrale sotto il controllo dello Stato, impedire le delocalizzazioni di imprese con misure protezioniste, rimpatriare tutti gli stranieri che non hanno mezzi di sostentamento e bloccare lo Ius Soli. Noi del fascismo prendiamo tutto quello che è la concezione di Stato sociale e di sviluppo e di futuro per il proprio popolo. Lasciamo, non ci vogliamo neanche entrare sui discorsi retrodatati che si tirano sempre in ballo, le leggi razziali, la guerra, le cose, quelle sono cose fatte da fascisti, ma sono state fatte da uomini, da persone che vivevano in quell'epoca, in quel tempo. Degrado a Mestre, l'associazione di commercianti stranieri ha organizzato una manifestazione di protesta, ma nessuno degli altri residenti, nonostante l'obiettivo comune, si è unito a loro. Vediamo. Dopo aver abbassato le saracinesche alcune settimane fa in segno di protesta contro lo spaccio e il degrado in via Monte San Michele e dintorni a Mestre, l'associazione di cittadini stranieri Zero Degrado ha organizzato un'altra manifestazione invitando tutti gli altri comitati. Ma eccetto un paio di persone non si è unito nessun altro. Il presidente però dice di non essere arrabbiato. Abbiamo bisogno di tutti i residenti di venirci a darci un appoggio per lottare contro questa delinquenza. È gravissimo, abbiamo appena lavato del sangue dal sottoportico, giusto perché c'è la manifestazione, però non è possibile da un'ora all'ora successiva trovare del sangue per terra o che qualcuno arrivi a farsi male davvero. Il presidente però non si sente abbandonato. Non è che ci sentiamo abbandonati, noi stiamo facendo una cosa comune, il bene di tutti, ma ci sono le persone che ci stanno anche giocando, mettere la politica in mezzo delle vite delle famiglie. Quindi tante persone sono lì a parlare male dell'associazione Zero Degrado, quindi noi non abbiamo nessuna offesa. Siamo venuti fuori cercando di fare capire agli italiani che siamo in primis a chiedere questa lotta, contro il degrado. Bisogna insistere nel far capire che non tutto è male, anche se effettivamente in questa zona qui un certo tipo di etnia è dalla parte del male. Può essere che ci sia un po' di diffidenza, che si associno anche i negozianti al problema del degrado, magari si pensa che magari l'abbiano portato loro. Ma nonostante la mancanza di appoggio degli altri residenti, Zero Degrado non ha intenzione di demordere. Andremo avanti, proviamo le altre maniere per fare, perché abbiamo anche pensato di fare le altre cose che noi riveliamo più avanti. Facciamo queste cose finché c'è soluzione, oppure per aiutare, questa c'è già, dobbiamo cercare una maniera di risolverla. Giallo nel Miranese sull'aggressione raccontata da un gruppo di dodicenni che hanno denunciato di essere stati accerchiati da un gruppo di alcuni giovani poco più grandi di loro al termine di un diverbio dopo una partitella di calcio. Ad un certo punto sarebbe anche spuntata la lama di un coltello. Il fatto risalerebbe al pomeriggio di ieri. Sull'episodio indagano i carabinieri. All'indomani del tragico incidente costato la vita all'insegnante della scuola elementare della Favorita, chi la vedeva ogni giorno è senza parole. Sentiamo. Insegnava qui da tanti anni, per cui era qua da 40 anni, per cui la conoscevano tutti. Sicuramente si sta male, sicuramente sì. D'altra parte, se una persona che muore non è bello.
soprattutto tragicamente così, per cui... All'indomani del tragico incidente è ancora incredulo chi vive e lavora a Mestre in zona favorita per la scomparsa di Anna Michelin, l'insegnante 62enne, travolta e uccisa venerdì mattina poco dopo le 7 a Preganziol, lungo il Terraglio, da un anziano di 84 anni. La donna, residente da tempo nel Trevigiano ma originaria di Mestre, insegnava nella scuola elementare Fusinato accanto alla polisportiva Terraglio, dove era ben voluta da tutti, soprattutto dai suoi alunni che ieri mattina la aspettavano in classe, ma non l'hanno mai vista arrivare. Sono rimasti scioccati perché una notizia così l'aspettavano a scuola ieri mattina, è una cosa, una disgrazia proprio. Qualche genitore ve l'ha detto? Un nonno. Un nonno ce l'ha detto. Sempre il mio cliente, un nonno, ci ha detto che i bambini sono distrutti, devastati. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente su cui sta indagando la polizia locale, mentre si attende di sapere quale sarà la data dei funerali di Anna Michelin, che lascia 2 figli. C'è chi sottolinea però la pericolosità di quella strada. Pericolosa sì, è una strada pericolosissima. È una strada che è il pericolo sempre attraversare quella strada lì. Sempre un pericolo attraversare, ma poi qualcuno svede. Nuovo colpo di scena nella vicenda del Cannabis Store nel centro storico veneziano. Sentiamo. Ha riaperto i battenti in mattinata il discusso Cannabis Store in Calle dell'Anconeta, che era stato chiuso martedì sera dopo una lunga ispezione di Polizia Municipale ULS 3, ufficialmente per la mancanza di alcuni requisiti previsti dal regolamento comunale di igiene. Ma in diversi all'indomani dell'intervento avevano avanzato l'ipotesi che la vera ragione fosse nella volontà moralizzatrice di chi non poteva accettare che a Venezia si vendesse della marijuana, seppur priva del principio attivo e assolutamente legale. C'è ipocrisia perché in realtà si è voluto colpire questa attività che di per sé sarebbe lecita in base appunto alla legge nazionale, e la si è voluta colpire cercando in modo spasmodico una qualche irregolarità. Noi siamo piccolissimi, ridottissimi e ridicolissimi, e però siamo grandissimi nel fare moralismi a noi stessi e agli altri. Tra le manifestazioni di solidarietà ricevute nei giorni scorsi dai titolari del negozio, anche quelle del Partito Liberi e Uguali e della bandiera dei radicali Marco Cappato, che aveva invitato tutti i veneziani a ribellarsi contro il provvedimento in nome della libertà. Un'insurrezione che fortunatamente non è stata necessaria. Il punto vendita ha rialzato le serrande dopo aver rimosso dagli scaffali tutti i cibi e le bevande. Mercoledì un incontro con l'ULS definirà con maggiore precisione le condizioni per esercitare le attività nel pieno rispetto delle norme. Nel frattempo una piccola folla mossa dalla curiosità ha già fatto capolino nel negozio. Hashtag cuori connessi, anche a Venezia è arrivata la campagna educativa rivolta ai giovanissimi contro il cyberbullismo. 750 ragazzi hanno assistito a uno spettacolo dialogato con Luca Pagliari, un regista importante televisivo e radiofonico, che ha lanciato il messaggio dell'attenzione al cyberbullismo, di come una leggerezza con il cellulare o con il computer può rovinare una vita, e quindi credo che il messaggio che è arrivato forte a questi giovani possa essere in qualche modo digerito in queste giornate e che i giovani nelle scuole ne facciano tesoro, perché col cellulare possiamo fare tante belle cose ma possiamo anche rovinare delle vite. Nell'ambito di un progetto avviato nel 2016 dalla Polizia di Stato al Teatro Tognolo di Mestre è stato proiettato il docufilm Hashtag Cuori Connessi per sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole della tecnologia che quotidianamente maneggiano. Messaggi, immagini, video caricati in rete si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti nel web, creando problematiche che in alcuni casi possono avere conseguenze drammatiche. Un percorso educativo che deve partire dalla famiglia, ma si estende alla comunità. Il primo interlocutore è la famiglia, il secondo è la scuola, il terzo però è la comunità territoriale. Io ai ragazzi oggi ho chiesto nel mio intervento di segnalarci le loro proposte, cosa secondo loro il comune può fare di più per andare incontro ai loro desideri. In particolare abbiamo segnalato le 2 attività che stiamo facendo, le biblioteche con il rilancio della VEZ, l'apertura della sala prove musicale per i giovani di Via Torino, ma anche la Giovani a Teatro Card, quindi gli under 26 che vanno a teatro con €2,50. Sono iniziative rivolte ai giovani perché possono essere protagonisti in città. Il comune si mette a disposizione di ragazzi e ragazze.
possiamo fare di più sicuramente. Abbiamo chiesto loro di darci dei suggerimenti su quello che loro vorrebbero nei loro territori. Ho mandato loro la mia mail, aspetto che mi arrivino le risposte da questi 750 ragazzi e noi di sicuro ne faremo tesoro, e tutte le nostre attività e risorse, che non sono infinite ma sono comunque importanti in questo settore, saranno dedicate e declinate secondo i bisogni del territorio. Ed ora la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo con i festeggiamenti del Carnevale di Venezia. Rieccoci in diretta con il TG di Venezia. In apertura di TG le misure straordinarie di sicurezza per il Carnevale, ora la festa, quella vera, perché oggi pomeriggio con l'esordio delle 12 Marie i festeggiamenti sono entrati nel vivo. Il freddo e la pioggia battente non hanno ostacolato l'apertura ufficiale del Carnevale veneziano, con Piazza San Marco e il suo grande palco dedicato al circo e ai giochi, arricchito dalle scenografie del film La Strada di Federico Fellini. Oggi è stata la giornata delle 12 Marie del Carnevale. Belle e sorridenti hanno fatto il loro esordio nel tradizionale corteo, che da San Pietro di Castello le ha portate al palco di Piazza San Marco. Avvolte in eleganti costumi color glicine, turchese e oro, hanno percorso via Garibaldi e Riva degli Schiavoni, accompagnate da gruppi storici in costume, sbandieratori e figuranti. Tutto intorno musica, duelli, danze e tanta curiosità per una delle feste più popolari della tradizione veneziana. Accolte dal principe Maurice sul palco di Piazza San Marco, le 12 Marie di età tra i 18 e i 26 anni sono state presentate al pubblico una ad una. Una festa davvero riuscita, un recupero della tradizione che attira molta gente in Piazza San Marco, è stato il commento dell'assessore al turismo Paola Marra. Grande attesa per il volo dell'Angelo domenica alle 11. La Maria eletta lo scorso anno, Elisa Costantini, si calerà dal campanile di San Marco per atterrare, come da tradizione, in mezzo alla folla che la accoglierà a braccia aperte. Prevede più di 20 appuntamenti spalmati su tutto il territorio del Comune di Venezia al programma delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. Si celebra sabato 10 febbraio il Giorno del Ricordo, dedicato alla tragedia delle foibe degli esuli fiumani, istriani e dalmati. L'appuntamento è alle 10:30 a Marghera per l'ormai tradizionale posa della corona d'alloro sul cipo che ricorda la tragedia, nel piazzale intitolato ai martiri delle foibe, esattamente 15 anni fa. 15 anni fa se ne parlava pochissimo ed era un po' nella situazione di dimenticatoio, sembrava una pagina strappata della storia italiana, se ne parlava in maniera abbastanza marginale e contenuta, però invece in alcuni territori a livello nazionale, come il Comune di Venezia, già c'erano delle attività che abbiamo cominciato a svolgere dal 2000, dal 2001, che poi hanno portato proprio all'intitolazione nel 2003 a uno sviluppo di un percorso dove c'è stata questa attenzione storica verso queste tematiche. Il programma delle celebrazioni prevede più di 20 appuntamenti fino al 7 marzo, spalmati su tutto il territorio comunale, a partire da incontri con i sopravvissuti nelle scuole e nelle università. Sono i giovani i principali protagonisti che devono assolutamente essere resi partecipi e coinvolti in queste iniziative, perché è solo attraverso di loro che riusciamo a portare avanti questa opera di coinvolgimento della comunità rispetto a eventi così tragici che hanno fatto parte della nostra storia. Al municipio di Mestre dal 15 al 21 febbraio sarà aperta l'esposizione intitolata L'Istria e mostri a documenti e plastici di monumenti e paesaggi istriani. E siamo ora alla pagina dello sport con un ottimo primo tempo. Il Venezia centra la seconda vittoria consecutiva battendo 3-1 il Bari. A sbloccare il match la rete di Stulac da 25 metri al 22esimo, poi l'1-2 di Litteri al 31esimo di testa e al 36esimo di destro dal limite dell'area piccola, sempre su sviluppi del corner. Il Bari prova a riaprire il match con Sabelli al 16esimo della ripresa con una volée dal limite dopo una traversa di Floro Flores su punizione, potendo poi sfruttare la superiorità numerica per l'espulsione di Litteri al 20esimo per doppia ammonizione, con anche Inzaghi allontanato dalla panchina per proteste. Ed ora vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi telespettatori. Potete come sempre segnalarci
darci problemi di servizi, disagi. Noi cercheremo di intervenire come sempre al vostro fianco. I contatti li vedete in sovraimpressione. Per le mail redazione @antenna3.it oppure per la segreteria telefonica potete chiamare lo 0422 02 30898 o ancora per i messaggi potete scrivere al 351 17 55340 sia per gli SMS che per i WhatsApp. Attendo dalla regia qualche indicazione per sapere se possiamo mandarvi il servizio relativo alla partita di domani della Reyer. Ecco, appunto è arrivato proprio in questo momento. Domani parliamo quindi del basket, domani la Reyer affronterà il Brindisi e farà giocare anche l'ultimo nuovo acquisto della squadra. Vediamo. Sarà una partita, come sono tutte in questo campionato, una partita difficile, una partita che però noi giochiamo in casa, quindi dovremo affrontare con il giusto atteggiamento e con la giusta attenzione, ancora una volta cercando di avere più equilibrio possibile all'interno di una girandola che in questo momento c'è nella squadra tra infortuni e l'arrivo anche di Day, quindi abbiamo anche la necessità di inserirlo, però ripeto, una partita da giocare con molta attenzione. E infatti la partita casalenga contro Brindisi sarà il debutto del nuovo acquisto oro-granata Austin Day, figlio del noto Darren, presentato ufficialmente alla stampa venerdì pomeriggio. Sono contento di essere qui a questo punto della stagione perché è un momento importante e farò tutto il possibile per aiutare i miei compagni a vincere più partite possibili. Non ho obiettivi personali, il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra a continuare a far bene come sta già facendo. Vengono prima i successi della squadra dei miei risultati personali. Ho giocato in squadre importanti in NBA e in Europa e ho sempre adattato il mio gioco ad aiutare la squadra. A Gerusalemme c'erano tante aspettative su di me, ma non potevo far da solo una squadra, perché una squadra è sempre composta da 12 giocatori e tutti devono dare il loro contributo. Per far bene è necessario il sacrificio di tutti. Appuntamento domenica alle 12 al Palasport Taliercio. Ed è tutto per questa edizione veneziana dei nostri TG. In chiusura come sempre il meteo. Arrivederci. Temporanea pausa dal maltempo, ci attende una domenica con un tempo più asciutto e stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 4 febbraio. Sul Veneto torna ad essere stabile e asciutto, con locali foschie mattutine possibile tra il Trevigiano e il Veneziano, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Soleggiato altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata di sole, su tutti i settori il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Clima tuttavia un po' più freddo con temperature massime tra 6 e 8 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Concludiamo come di consueto con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Deciso miglioramento del tempo, sarà infatti una giornata asciutta e stabile su tutta la regione, ampio soleggiamento ovunque con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature massime tra 8 e 9 gradi, valori minimi tra -1 e 0 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci.